troviamo professionisti, troviamo imprenditori, troviamo anche pensionati con una disponibilità di denaro importante. Non sprovveduti dunque, anzi persone di un certo livello, non nuove a investimenti finanziari. Eppure sono caduti nella rete di un sodalizio criminale ramificato soprattutto nell'Europa dell'Est, operante nel settore del mercato valutario internazionale non regolamentato, il trading online. L'indagine delle Fiamme Gialle veneziane sotto la direzione della Procura di Pordenone è partita dalla segnalazione di una signora di Pordenone. 54 le persone denunciate di nazionalità ucraina, serba, ceca, ungherese, russa e israeliana. 141, ma sarebbero di più, le vittime accertate in tutta Italia, di cui 34 residenti in varie aree del nord-est. 6 del veneziano, 7 del veronese, 2 di Vicenza, 3 di Treviso, 2 di Padova e poi 7 di Udine e 3 di Pordenone. E si tratta di una truffa sul classico schema Ponzi, nel quale all'inizio gli investimenti sono di poche centinaia di euro, a cui corrispondono anche qualche guadagno. Sulla base di questo il truffato viene invogliato a investire sempre maggiori somme, ma poi improvvisamente i titoli crollano, i broker spariscono e così spariscono anche i soldi dei truffati. I truffatori facevano leva soprattutto sull'aspetto psicologico, tanto che qualcuno, una volta compreso il raggiro, ha tentato anche di togliersi la vita. E taluno ha dovuto ricorrere anche a finanziamenti di terzi, a prestiti personali per onorare quello che il broker diceva un impegno assunto con la sua struttura. L'abile organizzazione si serviva di piattaforme online create ad hoc. I reati contestati sono di truffa aggravata, abusiva raccolta del risparmio e prestazione di servizi di pagamento, riciclaggio. Richiesto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di quasi 5 milioni e mezzo di euro frutto dei raggiri. Sarà difficile riottenere quanto perso, per questo la Guardia di Finanza lancia un messaggio. Essere molto cauti nel momento in cui arrivano queste telefonate da questi fantomatici call center, fare tutte le verifiche del caso e soprattutto non lasciarsi andare in investimenti sulla semplice promessa di lauti quanto improbabili guadagni.